Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna per questa giornata di domenica 21 settembre, nella quale si disputerà il Gran Premio Continentale, prova di gruppo 1, e il Premio Continentale Filly, prova di gruppo 2 per le femmine. Si comincia con una prova per i puledri di 2 anni, sono in 5 dietro le ali dell'autostart. All'1 Italo Baba, 2 Mera Win, 3 Iena Fi, 4 Indro LL, 5 Intrepido Olm. Problemi fase di allenamento per Iena Fi. Si parte con veloce Indro LL che scavalca Mera Win, si porta a condurre all'imbocco della prima piegata. Vantaggio Indro LL nei confronti di Mera Win, sbaglia Intrepido Olm, in terza posizione c'è Italo Baba, mentre alla retroguardia insegue dopo lo svarione iniziale Iena Fi. Prima frazione lenta in 16 per Indro LL che guida nei confronti di Mera Win, alle sue spalle sempre Italo Baba. E poi Iena Fi che, visti i parziali decisamente lenti, prova a risalire. 32 circa i primi 400 metri di corsa, si va sulla piegata di sinistra con all'avanguardia sempre Indro LL nei confronti di Mera Win, Italo Baba, Iena Fi. 600 iniziali passati con una frazione in 15,8 dal battistrada e si viene sotto alle tribune. Con Indro LL sempre in vantaggio, Mera Win che si affaccia quando siamo a un giro dalla fine, poi Italo Baba riguadagna posizioni di dentro, Iena Fi. 1-2,5 per i primi 800 metri di corsa, Iena Fi guadagna di dentro, Mera Win fa un po' di dentro e fuori per tendere più possibile per spostare. Indro LL prova intanto ad accelerare, frazione in 15,5 per la curva di destra e Mera Win ora passa all'attacco, va su Indro LL a 500 dal palo, lo copre interamente. Indro LL che prova a ribattere all'avversaria, la frazione della retta opposta alle tribune passata in 14,3, 1,32 i primi 1.200, Indro LL è in vantaggio, di fuori c'è sempre Mera Win, poi Italo Baba all'imbocco della dirittura d'arrivo. Mera Win ha sopravanzato il rivale Indro LL ed è passata poi Italo Baba. Mera Win in vantaggio a 80 dal palo, Mera Win in chiara evidenza. Mera Win viene a vincere nettamente, al secondo finisce Italo Baba in spinta, al terzo cala un po' Indro LL. 14,5 per la dirittura d'arrivo, c'è 2-1 sul mio cronometro per il successo di Mera Win. Antonio Di Nardo in salchi per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Casillo & Co, la vittoria della figlia di Calgary Games che coglie il suo secondo successo in 4 corse in carriera, secondo Italo Baba, terzo Indro LL.